Una movida finalmente senza zuffe tra ubriachi e scene di violenza questo fine settimana in centro storico a Vicenza. Una prova del 9 superata con successo per l'apparato di sicurezza rinforzato messo in atto dall'amministrazione comunale e coordinato da prefettura e questura. Pattuglie di carabinieri e polizia militare della Ederle hanno contribuito alla sorveglianza delle piazze e della zona di contrappescherie vecchie, salita tristemente alla ribalta per le scene da Far West nei weekend scorsi. Il caldo e l'afa hanno contribuito a scoraggiare la presenza di molti degli avventori abituali, residenti ed esercenti finalmente soddisfatti dopo i ripetuti appelli. Ma se il centro respira, c'è chi invece incalza il comune e le forze dell'ordine esortandoli ad intervenire. Marco, un nostro telespettatore che si firma come residenti di via Alberto Mario, contrappone le misure eccezionali adottate per la movida violenta alla scarsa efficacia delle azioni fin qui fatte per contrastare il degrado della droga nel quartiere di San Felice. Spacciatori in monopattino e drogati che sembrano zombie a tutte le ore si aggirano in quartiere chiedendo soldi e appartandosi negli androni dei palazzi a drogarsi. Basta, Vicenza in queste condizioni fa schifo, conclude. Noi oggi siamo tornati a San Felice a chiedere conferma della situazione così descritta. È pazzesco il discorso, è pazzesco, pazzesco. Veramente, anche da aver paura. Ultimamente la zona è un po' degenerata a causa probabilmente di tutto l'intervento della polizia che si è concentrata nella zona di Campo Marzio praticamente, e dunque lo spaccio di droga si è concentrato in questa via. Una cosa vergognosa, invivibile ormai. Bisogna tutte le ore, a tutte le ore, mattina, pomeriggio e anche col caldo. Senza contare i bisogni che salvaguardare un gabinetto a cielo aperto. Spacciatori finché vuole. Basta pescarli, sono tutti in bicicletta con lo zainetto. L'appello è alle forze dell'ordine, al comune, che ci venga in soccorso a combattere questa emergenza dello spaccio di droga in questa zona.